Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. E allora, quest'oggi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ben ritrovati per questa nuova puntata di Dentro Montecitorio, oggi in edizione un po' ridotta, ma ci siamo. Vedete la mia fata turchese, che è la padrona di casa, la nostra, meno male che non mi ha ancora mandato a quel paese o querelato, la nostra Laura Cavandoli, ben trovata. Antonino, grazie, buongiorno a tutti. Devo dire anche oggi nel mio ufficio di Parma, perché insomma si inizia domani la votazione del decreto lavoro, quindi abbiamo qualche ora in più per stare sul territorio. Per noi della Lega è sempre importante perché ci sono sempre tanti incontri, tante cose da fare, da studiare e da vedere. Quindi anche oggi da Parma. E intanto è iniziata la discussione generale, la richiesta di fiducia appunto del decreto lavoro, la collega Nisini è il relatore e noi domani voteremo la fiducia e poi dovremo terminare il provvedimento sicuramente entro giovedì. Poi non sappiamo le opposizioni cosa vogliono, anche perché hanno fatto un po' sorridere il fatto che non volessero fare commissione di lunedì, perché secondo loro c'erano ballottaggi aperti, secondo altri invece c'era qualcuno del Partito Democratico che doveva presentare il suo libro, qualcuno che presentava il suo libro del suo viaggio sulla flotilla, senza fare il nome, e la presentava con D'Alema. Quindi diciamo che ci sono tante situazioni che forse anche all'interno del Parlamento, insomma, dovremmo essere tutti più disponibili, credo, anche il Partito Democratico, ma quando si parla di flotilla il Partito Democratico va in stand-by col cervello e quindi deve interrompere anche il lavoro del Parlamento. E lo sai, la flottiglia per loro è un punto proprio che se li tocchi è tipo l'allegro chirurgo, no? Che se tu toccavi quel punto lì saltava tutto. Quindi negli anni '80 è stato fonte esatto, di tante ma ricordiamolo. Senti. Ricordiamolo tutti che l'Italia è il paese, non il paese occidentale che più ha prestato aiuti Esatto. alla Palestina. Quindi insomma, questo ricordiamolo perché insomma è un equilibrio che forse la flottiglia, quando ha portato 2 o 3 scatole di tonno, non ha sicuramente potuto sfamare la striscia di Gaza, ma pazienza. Sì, appunto, 2 o 3 scatole di tonno e qualcuna di preservativi, peraltro. Non so che cosa c'entri con l'aiuto umanitario questo, però vabbè. Cose che francamente... Le priorità. Sì, imbarazzanti, direi, molto imbarazzanti. Senti, parlando invece di cose serie, c'è un dramma che si ripete ogni mattina per milioni di italiani che devono andare a fare benzina o diesel, ed è il dramma del costo del carburante. Però il decreto accise è stato prorogato fino all'inizio di luglio. Anche qui alti lai della sinistra che dice ma cosa fate, cosa non fate, però mi sembra che questa sia una risposta. È chiaramente la risposta che si può dare ed è la risposta che si può finanziare con il gettito IVA che viene proprio provocato dall'aumento del costo. Quindi è una misura che è sostenibile ed è la misura che va incontro ai cittadini, ma anche a chi con la benzina lavora, la benzina e il diesel, perché ricordiamolo che di fatto nello sconto per le accise è diminuito, insomma, lo sconto già da qualche mese per la benzina, è aumentato quello per il gasolio, perché lo ricordiamo, nella legge bilancio si è dovuto un po' rispondere a quelli che erano diktat europei sull'inquinamento, per cui in virtù di tutto quel pacchetto del Green Deal è riconosciuto che il gasolio è più inquinante rispetto alla benzina, per cui era stato dato, diciamo, una parificazione delle accise fra gasolio e benzina, e questo ha portato chiaramente a un grande aumento del costo del gasolio e quindi a una diminuzione della benzina. Questo è, diciamo, da dove si è partiti. Poi chiaramente purtroppo con la grande crisi dello Stretto di Hormuz, quindi del Medio Oriente, c'è stato un aumento di entrambi
carburanti, e quindi ora si è stato un po' a risistemare almeno il prezzo alla pompa che fosse positivo. Sì, ricordo che da sinistra, dall'opposizione, volevano i voucher e io rido. Scusami, perché quanto più abbiamo visto la battaglia contro i voucher già nella scorsa legislatura, contro i voucher che di fatto erano riusciti a regolarizzare quello che era anche molte parti del lavoro agricolo, oltre che del lavoro domestico, ecco, assolutamente non la sinistra li ha fatti cancellare, e poi adesso li vuole i voucher per permettere, diciamo, a certe categorie che hanno un ISEE particolarmente ridotto di avere uno sconto maggiore. La benzina non credo sia un bene di lusso, il carburante in generale non è un bene di lusso, e di conseguenza lo sconto deve essere per tutti. C'è un beneficio fiscale per gli autotrasporto e per il carburante agricolo, questo chiaramente perché sono legate alla produzione, e quindi chiaramente è previsto un ulteriore, diciamo, vantaggio fiscale. Però, insomma, relegare ai voucher e quindi a persone selezionate in base al reddito quello che doveva essere l'accesso a una tariffa scontata pare veramente riduttivo, anche perché, lo possiamo dire, siamo italiani ed è un attimo che questi voucher diventino titoli di credito, cioè Esatto. vengano venduti e rivenduti per fare in modo che qualcuno possa utilizzarli. Per cui credo che il problema sia veramente importante e debba essere risolto, come diciamo sempre, con serietà e non con misure spot che servono solo forse per fidelizzare qualcuno, ma anche, però temo, per rendere, insomma, una problematica economica ancora più grande, perché, insomma, diciamo che un mercato nero diventerebbe quantomeno probabile, mi permetto di dirlo. Ma Quindi io sai, penso che il governo abbia ben fatto questa soluzione. a me ricorda tanto la dorata epoca dei vari bonus per il monopattino, ma soprattutto l'epoca di quella cosa stupenda. Sai che ti confesso che io sono un depravato, ho fatto questa ricerca su eBay, ma non ne trovo nemmeno uno. Ho cercato un banco a rotelle. Di un banco a rotelle. Ecco, ora puoi anche cacciarmi dalla trasmissione. Ebbene sì, io sono una brutta persona e ho cercato un banco a rotelle, non ce ne sono più, però nel frattempo vedo che la scuola italiana, per fortuna, con Valditara, è tornata a fare la scuola, ecco, a istruire gente. Anche qui alte grida per il DDL Valditara, ma che cosa fa? Ma come? Ma i nostri figli che dovranno chiedere ai genitori come che si fanno i figli e sentirsi rispondere lo capirai quando sarai grande, eccetera, eccetera. Che cosa sta succedendo, Laura? Scusami. Guarda, è stato bravissimo, perché il ministro ha fatto lui stesso quella che si chiama l'interpretazione autentica, perché sono piovute critiche sul fatto che comunque sia il DDL Valditara, che la Camera l'avevamo approvato direi qualche mese fa, adesso finalmente è passato al Senato, quindi diventerà legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e si prevede che per l'educazione sessuale, l'educazione affettiva, ci sia un consenso da parte dei genitori anche in relazione a quello che viene spiegato ai ragazzi. Quindi è quello che si chiama un patto educativo fra la famiglia e gli insegnanti su quello che sono delle tematiche che possono essere sicuramente delicate, particolari, personali. Quindi non vediamo insomma, questo motivo per cui devono essere lanciati gli strali contro il ministro, se non, come sempre, per un motivo un po' ideologico e un po', purtroppo, una scusa per attaccare il governo. Il ministro Valditara ha spiegato lui stesso che ha in questo modo inserito l'educazione sessuale all'interno dell'educazione civica, semplicemente vengono condivisi con le famiglie quelle che sono le tematiche che vengono affrontate dalla scuola. È una specie di appendice, se volete, a un patto educativo, una specificazione del patto educativo con la scuola che
che viene sempre presentato, quindi insomma, vediamo proprio come inopportune e pretestuose le critiche che ha sollevato la sinistra, appunto dicendo ecco, vedete, avremo un sacco di aborti perché non si spiegherà alle ragazze quelli che sono i rischi. Avremo poi anche il problema dell'educazione affettiva, che invece è prevista all'interno del, diciamo, pacchetto di formazione. Quindi, insomma, tanti pretesti per accusare una legge che in realtà ha al suo interno già tutto quello di cui viene accusata, di cui si accusa la carenza. Quindi devo dire è assolutamente un cortocircuito, insomma, perché credo che la scuola debba educare anche al vivere civile, anche alla socialità, anche alla convivenza, ma non deve farlo a compartimenti stagni. Quindi la famiglia deve esserci e anche su questo credo che è tutto in perfetta coerenza con tutte le normative che abbiamo fatto sulla sicurezza, dove c'è il richiamo della famiglia, dove c'è addirittura abbiamo messo, ma già da qualche anno, l'obbligo per i genitori di mandare i figli a scuola e quindi di avere un richiamo, una sanzione per i genitori, amministrativa per i genitori, proprio perché non permettono di adempiere all'obbligo scolastico dei figli. Ed è un messaggio molto chiaro perché si possa in questo modo evitare quello che è la dispersione scolastica e devo dire, questo è un grandissimo risultato del ministro Valditara e della Lega. Siamo scesi sotto il 9%, e quindi abbiamo una dispersione scolastica dell'8,2-8,5%, quindi siamo sotto la media europea. Quindi siamo riusciti a compiere e a colmare un gap che sembrava impensabile da raggiungere. Quindi su questo credo che il ministro Valditara stia facendo un lavoro egregio. Mi permetto di dire anche un'altra cosa, sempre perché sono nella mia Parma, dove purtroppo sono nel centro storico e succede un po' di tutto, devo dire. Succedono anche cose particolari. Ho presentato quindi un'interrogazione perché in un asilo della mia città, come un asilo di Parma, è stato trovato una confezione aperta di topicida nel giardino di una scuola e i bambini di questo asilo stavano giocando con questa scatola che conteneva al suo interno del prodotto topicida ed era aperta. Quindi capite che mi sembrava una situazione di una alta pericolosità e drammaticità. 4 bambini sono stati portati in ospedale, sono rimasti in osservazione, pare che non sia successo nulla. Però è chiaro che c'è qualcosa che non ha funzionato. C'è stata probabilmente una deratizzazione e non hanno tolto tutto il prodotto, ma caspita, questo era una scatola e quindi credo che insomma, la mancanza di attenzione sia assolutamente gravissima, ma soprattutto credo che gli educatori che si devono occupare di questi bambini, insomma, prima di buttarli in un giardino, seppure un giardino dell'asilo, ecco, almeno una verifica debbano farlo e devono seguire questi bambini. Per cui ho proprio chiesto al ministro, insomma, di informarsi su questa vicenda perché pare evidente che non doveva succedere, ma soprattutto non dovrà mai più ripetersi in nessuna città. Quindi mi sembrava una cosa di una gravità e di una potenzialità pazzesca, quindi gravissima e quindi meritava appunto un'attenzione anche da parte del ministro, che devo dire è sempre assolutamente disponibile e attento a tutto quello che succede nel mondo scolastico. E questa è la cosa più importante. Poi che ce l'abbiano con lui, pazienza, ma noi chi è bravo, come si diceva, no? Che chi fa esatto. chiaramente falla, ma in questo caso invece c'è chi fa bene e viene criticato e resta nell'occhio del ciclone. Questo è purtroppo un leitmotiv dell'opposizione, ma li lasciamo e rimandiamo a casa loro le critiche. Ricordiamoci dei banchi a rotelle, no? Che costavano 500-450 euro l'una contro un valore commerciale forse tolto uno zero, ecco, quindi devo dire la più grande follia che si potesse fare. Che poi io non ho mai capito veramente il senso di studiare con quel coso. Cioè, a rotelle perché? Perché così potevano fare banana split show, ti ricordi? Il banana split? Le gare. Esatto, sì, l'autoscontro pure, non lo so, forse è un modo innovativo per insegnare l'educazione stradale probabilmente, non lo so.
Ma perché teoricamente dovevano stare lontani e così potevano allontanarsi, però mi viene più in mente l'autoscontro, devo dire, piuttosto che pensare la vicinanza o la lontananza, quindi vabbè. Fortunatamente quel governo giallo-rosso è passato, ha lasciato i guai del superbonus, ha lasciato quindi una procedura, ahimè, di infrazione che stiamo cercando di chiudere, vedremo adesso se si riuscirà per quello 0,1% del rapporto debito-PIL, e quindi abbiamo un'Europa che non ci è amica, ma devo dire che come governo stiamo andando a testa alta e cerchiamo di andare avanti proseguendo, senza purtroppo poter fare tutto quello che avremmo voluto fare, perché pesano parecchio questi 140, che poi sono diventati 170 miliardi, che una legge finanziaria costa circa 25-30 miliardi, quindi fate i vostri calcoli, quindi di debito che dobbiamo, diciamo, cercare di ripagare. E a questo si sono aggiunti poi il PNRR. Io, Antonino, non smetterò mai di dirlo, lo so che lo fanno meglio di me il professor Borghi e il professor Bagnai. Ricordiamoci che il PNRR tanto non è tutto gratis, e anche la parte, diciamo, che ci hanno dato senza dover, diciamo, pagare e ripagarla, teniamo presente che sono soldi nostri che l'Europa ci ha dato vincolandone l'utilizzo, e quindi questo credo che sia, ecco, la cosa più importante. Ha cercato di fare lo stesso, sta cercando di fare lo stesso adesso per quello che riguarda proprio la flessibilità che abbiamo chiesto sulle misure energetiche. Quindi tanta attenzione, perché ci hanno chiesto di rivedere il sistema pensionistico e ancora una volta di rivedere i valori catastali. Quindi ancora una volta l'Europa ci chiede di andare a mettere le mani nelle case degli italiani. Questo è un po' come la patrimoniale, tanta voluta e tanta declamata dalla Schlein, che poi però quando è andata a parlare con Confindustria se l'è rimangiata. Quindi anche qui devo dire tante idee delle opposizioni, no? Però tutte confuse, tutte realizzabili e pronte per essere ritirate in base a quello con cui stanno parlando. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, andiamo avanti con un governo serio che credo abbia ancora molte cose da dire e da fare, nonostante i debiti che ci ha lasciato quel tragico governo giallorosso. Anche perché il 30 di giugno, ricordiamolo a chi ci ascolta, scade definitivamente il PNRR, quindi noi dobbiamo anche dimostrare di aver colto tutti gli obiettivi che avevamo promesso di raggiungere, e questo ha comportato per esempio tutta l'ondata di cantieri sulle ferrovie. Quando vi lamentate perché, giustamente aggiungerei, trovate l'interruzione a quella, pensate però che ci sono 1300 cantieri attivi sulla ferrovia, e sono tutti lavori che vengono fatti dopo che per decenni le ferrovie in Italia sono state abbandonate a loro stesse, e sostanzialmente io me lo ricordo come si viaggiava 20 anni fa in treno, e francamente quando lo racconta mia figlia pensa che io stia venendo dal Medioevo. Io ho fatto a tempo ancora a viaggiare con delle vetture costruite negli anni 60 che venivano usate con una categoria di treno, che peraltro fermava a Parma in piena notte, già che ci siamo, di treno che non esiste più, l'Espresso. E io ho fatto in seconda classe da Milano fino a Vibo Marina, o da Vibo Marina fino a Milano, perché d'estate non passa da Vibo Pizzo ma fa la linea costiera, e io posso garantirvi che viaggiare su quelle vetture di notte d'estate senza l'aria condizionata è una sfida. Sì, diciamo che insomma Isola dei Famosi is for boys, Espresso Reggio Calabria Milano is for men, ma quelli veri però, cioè perché era veramente un periodo assurdo. Molti si dimenticano per esempio il fatto che fino a 10-15 anni fa, ora ci sono tutti questi treni moderni, belli, che tu sali, c'è l'aria condizionata, c'è il visore a cristalli liquidi che ti dice dove stiamo andando, l'orario, il ritardo è. Prima c'erano le vetture cosiddette a piano ribassato, quelle basse che sembravano fatte con Lego, con le portiere che si aprivano al libro. A me una sera che tornavo dal giornale, i primi tempi che facevo il praticante ad Affari Italiani, una sera a 140 all'ora io ero nell'atrio di questa vettura e si aprirono le porte all'improvviso.
E vi garantisco che un treno che corre a 140 all'ora, quando si aprono le porte, il risucchio lo fa. Ho avuto la fortuna di tenermi ben aggrappato al palo tipo lap dancer, e per fortuna il treno subito dopo ha rallentato perché doveva fermare in stazione, se no non lo so se io sarei qui ancora a disturbare. Però voglio dire, è molto facile dire però qua, però là. Guardate cosa c'era prima e pensate che almeno in futuro viaggeremo un pochettino meglio, si spera. E che diamine. Almeno E questo. ricordiamo anche però che giovedì, quindi Sì. dopodomani, alla sera, scatta lo sciopero dei treni, Ecco. 11-12 giugno, 12-13 giugno, no, 11-12 giugno, Per dal la giovedì Palestina, tra a l'altro. venerdì. E allora, mi pare di aver letto, perché è molto divertente, per le future scelte aziendali. Ah, Cioè non per quelle attuali, per le future, che non sappiamo però quali sono. Comunque sia, c'è questa proclama, è stato proclamato questo sciopero dei treni, quindi fra giovedì mi sembra alle 23 e venerdì 12 giugno sempre alle 23. Diciamo perché penso che i nostri ascoltatori debbano saperlo. Quindi ogni disastro, ogni disagio che ci sarà nel weekend, sappiate che è uno sciopero preventivo, non so bene quale sarà il motivo che ci verrà dato, ma sarà per il futuro. Quindi Totò avrebbe detto a purtroppo prescindere. a prescindere, esatto, volevo appunto dirlo. Una nuova figura di sciopero. Tu ti ricordi nel manuale, aspetta, del professor Napoli, io avevo il Napoli di diritto del lavoro, e Io c'era lo no. sciopero a scacchiera, lo sciopero a sorpresa, lo sciopero intermittente, e ora abbiamo lo sciopero a prescindere, straordinario. La creatività del diritto in questo paese, eh? Quando c'è un governo di centrodestra, tutto peraltro è lecito. Ora vediamo cosa farà, se ci sarà comunque, però insomma il preavviso c'è stato, quindi temiamo veramente che non potrà neanche essere precettato questa situazione. No, Laura, non Purtroppo sarebbe ora di funziona rivedere così. la legge sullo sciopero, perché qua mi pare che spesso si sciopera al venerdì e si sciopera spesso per motivi che non sono attinenti con il rinnovo del contratto di lavoro. Perché anche solo dire, ecco, questo io lo trovo assurdo, Anzi. le scelte future dell'azienda, cioè è uno sciopero condizionato, cioè da un evento futuro incerto, dal verificarsi del quale c'è la produzione o meno di effetti giuridici. Questo era nel torrente Schlesinger. Voglio dire, per quel poco che mi Bravissimo. ricordo, grazie, per quel poco che mi ricordo ancora, visto che sto parlando pure con una ricercatrice universitaria, prof, che fa? Me lo dà un 18, voglio dire. Voglio dire, stiamo arrivando al Sei vodevil. bravissimo. Sì, però No, Laura, qui ma siamo alle comiche, dai. siamo alle comode, io infatti lo volevo dire per questo, perché quando c'è il centro-sinistra al governo va tutto bene, no? Quando c'è il centrodestra anche ciò che potrebbe essere, no, non va bene. Io però ci tengo a dire anche questo. Ora, capisco, tu parlavi appunto di contratti, del contratto, eccetera. Ricordiamocelo che questo governo ha rinnovato i contratti nella scuola, il ministro Valditara ha rinnovato 3 trienni, cioè vuol dire che è arrivato al 2025-2026 ed erano fermi da 6 anni, da 8 anni precedenti, quindi devo dire, e però anche sul pubblico impiego sono stati rinnovati, anche per quelli che sono i servizi, cioè per quello che riguarda i dipendenti pubblici sono stati dei importantissimi, quindi faccio fatica a pensare che ci siano poi dei settori, sappiamo che possono essere in difficoltà nel fare il rinnovo, ma che si vada a contestare le future scelte di un'azienda, ci mancherebbe, è un servizio essenziale, quindi non è un servizio che verrà tolto, che verrà cancellato, anzi sicuramente verrà potenziato sempre per via di quelle richieste green che piacciono tanto alla sinistra e all'Europa. Insomma, io credo che sia il momento forse di essere un po' più italiani e un po' più vicini agli italiani, perché uno Condivido. sciopero del pubblico impiego va veramente a disturbare gli italiani, perché è uno sciopero che veramente incide su tutti quei lavoratori che devono andare a lavorare e ci vanno in treno per risparmiare o forse, visto il prezzo del treno, per inquinare meno e che magari e che in questo caso devono trovare una soluzione differente. Quindi cerchiamo un attimo di capire che c'è molta leggerezza e ovviamente tanta ideologia e politicamente tanto impegno, ma contro il governo
perché no, ricordiamoci che è anche contro l'Italia. Certo. Quindi cerchiamo di mantenere almeno noi i piedi per terra, noi che abbiamo una visione, credo, un po' più positiva del nostro paese, che stiamo cercando di lavorare perché questo paese possa migliorare, perché questo paese possa essere non solo al passo con quello che è il trend europeo, perché siamo molto più avanti, ma proprio al passo con quello che sono il trend della modernità che c'è in tutto il mondo. Quindi cerchiamo veramente di andare avanti, non di bloccare, non di mettere i bastoni fra le ruote, cerchiamo di collaborare tutti. Ma questo credo che sia più un'utopia. Si sente, si sente l'arrivo del momento elettorale, questo purtroppo lo vediamo. È vero. Senti, per concludere, perché i minuti corrono e naturalmente dobbiamo concludere questa puntata di oggi che è un po' ridotta, ma martedì prossimo saremo in edizione completa. Laura, allora, Parma, questo giovane influencer eterno, che cosa ne pensi tu? Allora, guarda, io l'ho conosciuto anche recentemente a Reggio Emilia durante la riunione in cui abbiamo intitolato la sede regionale a Paolo Roggero, quindi ci tengo a ricordare questo bell'evento. Allora, lui è venuto a Parma per immortalare la situazione di spaccio, che peraltro, insomma, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Gli è stato ha probabilmente dato fastidio a questo gruppo di sfacciatori che frequentano la zona del Monumento Verdi, piazzale cosiddetta della Pace, cioè si chiama piazzale della Pace, ma di pace ce n'è poca, ecco. E li ha ripresi e questi si sono un po' adirati, hanno iniziato a tirargli delle bottiglie. Lui gli ha risposto a male parole finché questi non l'hanno inseguito in 3 o 4 e l'hanno abbastanza riempito di botte. Lui era col suo collega, perché lui insomma fa l'influencer, fa questi video che testimoniano il degrado, e il suo collega li ha allontanati con lo spray e peperoncino. Questo devo dire è stato assolutamente provvidenziale. Veniamo poi a scoprire che la procura ha indagato questo ragazzo, questo eterno, insomma, per insulti razziali, perché pare che abbia diciamo urlato parole offensive nei confronti di questi, che a questo punto possiamo dirlo, sono extracomunitari, che però erano lì in una situazione assolutamente illegale, illegittima. E di questo è stato dato grande diffusione. Ecco, io credo che ci sia un po' persa però la Trebisonda, perché se uno provoca, se qualcuno insulta, peraltro dopo che insomma l'insulto gli era già stato rivolto, perché lui stava facendo un video testimoniando la situazione di degrado e di spaccio che c'era in centro. Quindi io vi dico quello che è l'evoluzione che ho ricostruito, insomma, della vicenda. Quindi riceve delle bottiglie addosso, comunque nella sua direzione. Lui risponde malamente e per gli epiteti che ha usato viene chiaramente indagato. Faccio fatica però a pensare che se qualcuno insulta qualcun altro, al di là del pregresso, perché dico, lui comunque era stato anche lui mal apostrofato e gli erano già state tirate delle bottiglie. Cioè, se io apostrofo una persona male, molto malamente, non capisco perché in 4 o 5 mi devono inseguire e riempire di botte. Cioè, è proprio questo. E vedo che sui social invece è passata, ahimè, questi leoni di tastiera, l'idea che se le è meritate. Anzi, addirittura alcuni che mi dicono gliele avrei date anch'io. Evviva. Quindi siamo completamente fuori da ogni razionalità. Sai cosa mi ricorda? Questo è un problema però, Certo. Dimmi. Mi ricorda uno con la barba, che forse conosci pure tu, che andò a citofonare a Bologna e quando risposero disse: ci hanno detto che siete degli spacciatori, e tutti a dire ma come hai sbagliato uomo con la barba. Poi però aveva ragione lui. Esatto, ma qui il problema è che se passa il principio per cui a un insulto arrivo e ti riempio di botte, esatto, in pieno centro, con tutti quelli che possono essere
inframmezzati che magari si prendono una bottigliata o una scheggia di vetro addosso, credo che questo sia una grave, ma gravissima reazione. Perché capisco che ci sia rabbia e capisco che ci sia un problema proprio di gestione della sicurezza e delle persone, ma i social non possono tirare fuori questa violenza verbale, non possono incitare a queste reazioni, perché questo è il senso che c'è. Cioè, quando leggo, ah sì, gliele avrei date anch'io dopo quello che gli ha detto, premesso che lasciamo tutti col beneficio del dubbio di quello che è successo, soprattutto del pregresso, perché le parolacce sono volate da entrambi i lati, ma se qualcuno mi insulta, io non chiamo 5-6 picchiatori e vado a riempire di botte chi mi ha insultato. Si chiama Parma, non Parmistan. Ma e non vogliamo però fare diventare Parmistan. Cioè, è questo che credo che sta nell'educazione, nella civiltà che tutti devono avere. E il senso di civiltà deve essere anche questo, di rispetto delle persone. Quindi un provocatore può essere un provocatore, ma si risponde a parole con le parole. Le mani non vengono alzate, i coltelli non vengono alzati, le bottiglie non vengono tirate a prescindere. 5 contro 1 non è regolare al mio paese. Questo credo che sia importante, infatti ci tenevo proprio a lanciare questo messaggio, per cui sì. Bene, è un provocatore, ok, non lo so, è un razzista, bene, lo dimostrerà forse la magistratura, ma 5 persone che vanno a picchiare uno perché dice delle cose, questo non esiste, questo è peggio del fascismo, è veramente di una gravità proprio di libertà che nega ogni libertà di parola, cosa che la nostra Costituzione tutela. Quindi benissimo, ci saranno i processi, ci fidiamo della magistratura, poco, ma ci fidiamo, però io credo che non deve passare il messaggio social che questa sia una reazione, che la violenza fisica possa essere la reazione a una violenza verbale. Questo credo che sia assolutamente da condannare da parte di tutti. Pienamente d'accordo con te, anche perché quello era un tentativo di civile denuncia di qualcosa di grave, perché lo spaccio, che io sappia, non è una cosa lecita in questo paese, almeno fino a poco fa non era depenalizzato, per cui sai, bisogna stare attenti in questi tempi. Ma è quello che vogliono AWS e tutto appunto quel lato della sinistra, di che sia legalizzata la droga, così abbiamo finalmente le città piene come di tossicodipendenti che finalmente per loro possono andare a votarli, perché se non sei un tossicodipendente fai anche fatica forse a fare quelle scelte. Ma questa la butto come battuta, ci mancherebbe. Amen. Laura, allora ci ritroviamo il 16 di giugno, va bene? A martedì. Grazie. Un saluto a tutti, grazie Antonino. Di nuovo. Avete ascoltato Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Qui Parlamento, l'attualità politica